Corsa numero 6 dall'Arcoveggio, categoria EF, sono in 9 al via, ritirato infatti il numero 3 Barney Lenny, lo schieramento 1 Attila, 2 Bella Meisan, 4 Valentiniano, 5 Stecca Dimar, 6 Crecopi, seconda linea 7 Zambana, 8 Velox Mail, 9 Vincent Ferm, 10 Catmandicelle. Favori per Vincent Ferm nei confronti di Crecopi, Catmandicelle. Questi praticamente sono gli unici 3 giocati. Vediamo le fasi di lancio con la velocità iniziale di Crecopi che cerca di superare in breve a Stecca Dimar. Crecopi in poche battute si porta a condurre e conduce, mentre all'interno è partito bene Valentiniano e costringe a Stecca Dimar all'esterno. In coda a tutti c'è Catmandicelle, mentre comincia la sua progressione Vincent Ferm. Primi 200 in 14,3 e Crecopi viaggia comunque a buoni ritmi, perché già su di lui piomba l'avversario principale, che è anche il secondo favorito, perché ha chiuso favorito Crecopi almeno al totalizzatore, mentre a quota fissa è favorito Vincent Ferm. Vediamo i due alle prese dopo 600 metri di gara, comunque molto svelti, 43,9 con un 14,6 anche in curva. Vincent Ferm se la deve sudare, Crecopi la mette giù dura, e in seconda posizione Valentiniano con all'esterno a Stecca Dimar, poi Bella Meisan e Catmandicelle. 58,4 il passaggio agli 800 metri, riesce ad accodarsi in seconda posizione intanto per respirare Vincent Ferm, ma Crecopi va via davvero a tutta. Terza posizione per Valentiniano, degli altri cerca di venire via Catmandicelle. Quando siamo a 500 dalla conclusione in vantaggio c'è sempre Crecopi, viene via cattivo Catmandicelle e in poche battute si porta in terza posizione e va sui primi 2. Ha spostato nuovamente ovviamente anche Vincent Ferm, che prova nuovamente a premere su Crecopi. Catmandicelle a contatto, poi gli altri. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, insiste Vincent Ferm, Crecopi cerca la difesa lungo la corda, insiste però Vincent Ferm che passa in vantaggio nel finale e viene a concludere netto vincitore, finisce forte all'interno Catmandicelle che è secondo, al terzo è Crecopi. Bel primo piano meritato da parte di Vincent Ferm e Roberto Vecchione, 1,14,2 ragguaglio conclusivo, 37 a chiudere, ma il più ormai era fatto. E Vincent Ferm dimostra davvero di aver ritrovato una grande condizione dopo la vittoria dell'ultima uscita a Milano. Torna al successo con un bel primo piano, con percorso interamente scoperto per debellare le velleità di Crecopi, che deve accontentarsi del terzo posto, perché alla fine corre molto bene anche Catmandicelle, correndo gli ultimi 600 e finendo in piena spinta al secondo posto. Vittoria dunque di Vincent Ferm, Roberto Vecchione in sediolo per il conto del team Elert e la scuderia del signor Stables.